Professor Pascolini, 2 anni di cantiere Friuli, 2 anni di progetti, idee, visioni per il futuro di questa terra, il Friuli, e per tutta la regione. Sì, 2 anni molto intensi in cui abbiamo messo in campo le forze migliori dell'università, raccogliendo il contributo delle forze migliori del territorio regionale proprio per ragionare e proporre alcuni percorsi di sviluppo e dare risposte a alcune situazioni che questo nostro Friuli sta vivendo. In particolare i ragionamenti hanno riguardato nuovi modelli di organizzazione della gestione sia della regione ma anche degli enti locali, e soprattutto in questo ultimo periodo il grande problema che è al centro dell'attenzione di tutti, il problema demografico. Siamo una regione dove diventiamo sempre più vecchi, dove non ci sono bambini, e soprattutto quando si ragiona di forza e lavoro, del futuro del lavoro, bisogna immaginare soluzioni in maniera di costituire una spina dorsale molto forte per il futuro di questa regione. Il lavoro si è articolato nelle officine, ciascuna officina è stata coordinata da un gruppo di conduzione. Verso quale obiettivo vi state muovendo adesso per il prossimo biennio? Ma per il prossimo biennio rafforzeremo e cercheremo di sistematizzare le risposte che le officine hanno dato in questo anno e mezzo, e a gennaio-febbraio usciranno quelli che abbiamo chiamati i mattoni del cantiere, cioè degli opuscoli, dei quaderni di cantiere in cui le proposte sono articolate in maniera diciamo più compiuta rispetto a quello che si può fare in una conferenza stampa, e poi andremo avanti, questo per dare continuità sia alle officine che già lavorano, ma soprattutto per affrontare nuovi problemi. In anteprima anticipo che organizzeremo una officina sulla montagna, che crediamo in questo momento, sia a seguito degli eventi che abbiamo visto, che sono legati anche ai cambiamenti climatici, ma forse per una debolezza maggiore rispetto alle altre aree, ha bisogno di un'attenzione da parte dell'università. I numeri anche sono importanti, sia per quanto riguarda gli eventi, sia per quanto riguarda i partecipanti a questo primo biennio. Sì, immaginare che siamo riusciti a mobilitare 1 migliaio di pubblico, chiamiamolo così, di portatori di interesse, e oltre 150 tra docenti e diciamo esperti, direi che sono numeri molto significativi in oltre una cinquantina di eventi. Rettore, perché l'Ateneo Friulano deve continuare a credere in Cantiere Friuli e continuerà a investire in questo progetto? Ma perché noi come università crediamo fondamentale in ogni ambito che abbiamo immaginato, da quello demografico a quello industriale, a quello del welfare, eccetera, creare una serie di approfondimenti, di studi, di relazioni che siano utili, e anche di esperienze con alcuni portatori di interesse, esperienze utili a fare sì che il governo di questa regione sia nell'interesse della collettività, nell'interesse dei giovani, nell'interesse diciamo, cioè uno sviluppo economico capace anche di generare inclusione sociale e quindi anche valore per la società. È un lavoro non facile perché prevede intrecci profondi tra le varie discipline, ma noi vogliamo continuare a farlo perché siamo convinti che pensiero, che è quello che nasce dallo studio, e l'azione, che invece sono le scelte di natura politica, in primis la regione, pensiero e azione devono lavorare insieme, perché il pensiero senza l'azione è vano e l'azione senza pensiero è cieca, e quindi in questo binomio di pensiero e azione noi crediamo di fare la nostra parte, valorizzando quello che fa l'università come mestiere. Lei ha anche sottolineato che il rapporto con il territorio, l'efficacia, la produttività di questo rapporto incide anche sui rankings, cioè sulla classificazione degli atenei. Sì, oggi purtroppo la maggior parte dei ranking internazionali
viaggiano soltanto su una dimensione che è quella della ricerca. In realtà c'è un'altra dimensione fondamentale che è lo sviluppo territoriale, legato al trasferimento, è legato all'innervamento dell'università con le sue realtà economica, sociale e anche ricreativa, culturale, e quindi quello che noi auspichiamo è che non sia stato il ranking della ricerca ma anche il ranking del trasferimento e dell'innervamento territoriale. Professoressa D'Orlando è coordinatrice della officina dedicata all'autonomia alle istituzioni. Qual è lo stato dell'arte in tema di autonomia e istituzioni in Regione dal vostro osservatorio? Il nostro osservatorio è particolarmente attento al tema, anche perché, come si apprende dalla stampa proprio in questi giorni, l'assessore competente si appresta a mettere mano alla nuova riforma del sistema delle autonomie locali e tra l'altro ha già lasciato intravedere qualche tematica, come quella per esempio dell'elezione diretta degli organi e degli enti di area vasta, di cui la nostra officina si sta occupando da tempo, e su questo tra l'altro abbiamo già anche elaborato diverse soluzioni che penso possano anche suscitare l'interesse del legislatore. Quando uscirà il vostro quaderno, il vostro mattone per il cantiere Friuli? Ma il nostro primo quaderno, che sarà in realtà un quaderno parziale, dovrebbe uscire a breve e riguarderà il subambito tematico dell'identità, perché noi abbiamo deciso, per quanto siamo un'officina prevalentemente fatta da giuristi, di partire da un tema apparentemente non giuridico, cioè quello proprio dell'identità. Perché dico apparentemente non giuridico? Perché in realtà ci siamo resi conto che l'identità rappresenta per il giurista una sorta di fondamento necessario, una sorta di precondizione sulla quale riflettere se si vuole poi costruire l'edificio giuridico in senso proprio che funzioni. Professor Fornasin, coordinatore dell'Officina Demografia e Territorio, a quali risultati siete intanto pervenuti in questo primo biennio di attività? Innanzitutto abbiamo cominciato a fare alcuni studi un po' più approfonditi sulla realtà del Friuli. Alcune cose sono emerse in effetti come nuove, non le posso naturalmente citare tutte, però per esempio, tra poco uscirà il primo quaderno dell'Officina Demografia e Territorio e riguarderà i giovani, spesso con titolo di studio in tasca anche importante, che decidono di emigrare all'estero. In questa pubblicazione, che è rivolta poi a un pubblico anche vasto, ma è rivolta anche e soprattutto a coloro che devono prendere le decisioni, in questa pubblicazione ci saranno molti spunti, molte idee e molti dati anche per riuscire a gestire questo fenomeno. Naturalmente cito anche l'autore, che è Gian Pietro Zaccomer. E come ha funzionato il gruppo di conduzione della sua officina? Cioè, vi siete trovati in sintonia, avete lavorato insieme, vi siete incontrati spesso? Come procedono insomma i lavori? Ma guardi, l'officina ha un cuore, diciamo così, che è costituito oltre che da me, da Zaccomer che ho già citato, e da Andrea Guaran. Il primo lo conoscevo già da anni e c'è stato sempre un ottimo accordo anche dal punto di vista della ricerca scientifica, che poi è anche una delle nostre attività. Guaran l'ho conosciuto da poco e devo dire di essere entrato in sintonia immediatamente. Credo che questa piccola squadra sia riuscita sia a lavorare bene, non sono certo io a poterlo giudicare, però sicuramente abbiamo lavorato in armonia e con entusiasmo. Accanto a noi tre ci sono altre persone che hanno partecipato, il board dell'officina, come l'abbiamo chiamato, che ci hanno dato notevoli spunti per tutte le nostre iniziative e anche tante idee. Non solo sono stati sollevati problemi, ma abbiamo cominciato ad abbozzare anche delle soluzioni, o perlomeno a capire quali possono essere delle soluzioni per i problemi che qualsiasi territorio naturalmente ha e naturalmente i problemi specifici del nostro territorio.